Che cosa sperano di trovare i bambini quest'anno sotto l'albero di Natale? Che cosa porterà Babbo Natale? La nostra inchiesta parte da qui, dalla piazza di Montebelluna, per capire quali sono i giocattoli e i regali più gettonati per questo Natale 2019. Allora ragazzi, posso farvi una domanda? Sono pronti i regali di Natale quest'anno? Signora, allora, tutto pronto per Natale? Tutto pronto, impacchettato, basta solo consegnare. Con i regali come siamo messi? Abbiamo fatto tutto? Ma quasi, siamo a buon punto però. Anche per la signora, spero. Eh beh certo, è la prima. Che cosa hai chiesto a Babbo Natale nella letterina? È un gioco elettronico e un libro. Insomma, dei regali importanti. E la mamma che cosa dice? Che va bene il libro soprattutto, il gioco elettronico quando non si legge e si fa i bravi soprattutto. E alla mamma che cosa abbiamo regalato? Si può dire? Tanta gioia. Siamo nel Tempio del Giocattolo dell'Alta Marca Trevigiana, qui a Montebelluna, al Bazar Milanese, un negozio storico di tutto il territorio della provincia di Treviso, e cerchiamo di capire assieme al suo titolare quelli che sono i regali più gettonati per questo Natale 2019. Beh, diciamo che quest'anno in modo particolare le richieste dal punto di vista per le bambine si sono concentrate su alcuni articoli in pubblicità tipo le LOL dei giochi preziosi, però noi abbiamo affiancato a questo tanti altri prodotti creativi e classici che importiamo ad esempio anche dalla Germania, dalla Francia, dall'Inghilterra, proprio per dare un'alternativa non solo al gioco pubblicitario. Insieme poi abbiamo altrettanto intramontabile Lego che va per tutte le età e per tutti i bambini e bambine. Ecco, i Lego sono cambiati negli anni, vediamoli un po' insieme. Quindi ci sono dei Lego anche un po' più grossi del normale. Sì, diciamo che da sempre Lego ha affiancato per i bambini più piccoli la linea Duplo, che serve appunto fino a 5 anni, e dopodiché invece aumentata forse l'età anche per gli adulti, con delle linee molto specifiche per ragazzi e adulti, veramente arrivare ad esempio a una Bugatti che ha più di 4.000 pezzi da costruire. Si va dalle classiche del Cicciobello classico, o che anche loro hanno compiuto, sono nati nel 62 e continuano a riproporlo. Noi abbiamo affiancato delle bambole tradizionali come vedete qui lì sopra, che arrivano dalla Spagna, sono cose molto particolari. E la Barbie viene ancora richiesta o no? Sì, certamente la Barbie è richiesta in modo diciamo tradizionale oramai ed è affiancata appunto alle LOL, che sono le bambole del momento. In un momento in cui la rivoluzione digitale impone ai bambini di essere sempre attaccati a questi benedetti cellulari, però abbiamo ancora questi negozi con tanti giocattoli di legno. Ci racconti qualcosa? Allora, ci sono varie tipologie di giocattoli per bimbi piccoli, ancora prima che nascono, che sono i Dudu, questi straccetti che hanno un tessuto particolare, possono essere appunto toccati dai bambini, hanno dei vari sonagli, per poi passare a dei giochi già dai 6 mesi di legno, dove il bambino chiaramente a 6 mesi non saprà inserire in questo modo, però intanto toccherà il legno, vedrà il colore, si può interagire con il bambino. Ma i bambini hanno ancora bisogno di toccare? Qua vedo il trenino classico. Assolutamente sì, perché per noi questa cosa sembra una cosa banale, in realtà costruire non è così banale, perché dobbiamo pensare e possiamo anche fare diverse piste di trenini, ecco che quindi andiamo a sviluppare la fantasia. Siamo nella storica libreria Zanetti di Montebelluna, un'istituzione direi per il mondo dei libri di tutta l'Alta Marca Trevigiana, e con lei, proprio che è uno dei titolari, le chiedo quelli che sono i libri più venduti quest'anno, gli argomenti. Intanto io non sono un titolare, ma sono un vecchio che sta qua ad aiutare il figlio. I libri più venduti del momento, è un po' difficile spiegare i libri perché c'è una varietà, una pletora di titoli nelle nostre librerie che non sono concentrati sui libri diciamo che di solito si vendono nelle librerie di catena, nei supermercati, negli autogrill. E l'ultima cosa che le chiediamo è: Babbo Natale questa sera verrà qui, prenderà tutto quello che serve ai bambini, quindi i nostri bambini possono stare tranquilli? Beh, direi proprio di sì, insomma adesso noi speriamo di aver accontentato la maggior parte delle richieste, e vedo che insomma, siamo abbastanza contenti di questo, e spero lo siano anche domani tutti i bambini.